In attesa del ritorno della presidente Sonia Giordano, programmato per l'ultima settimana di luglio, la società ha provveduto a riconfermare un gruppo di giovani calciatori che la scorsa stagione hanno vestito la maglia biancazzurra con grande profitto. Si tratta del portiere Fabio Marzino, classe 2001, del difensore Giorgio Sodano, classe 2002, e del centrocampista Pietro Ingardone, classe 2001. Salgono così a 6 i giocatori riconfermati che si sono aggiunti ai difensori Alfonso Cipolla e Giuseppe Ferrante e al centrocampista Samuele La Rocca. Sempre la stessa società comunica di aver affidato l'incarico di responsabile del settore giovanile a Dino De Rosa, ex calciatore biancazzurro degli anni 90. Dino De Rosa recentemente ha allenato la formazione Under 15 nazionale dell'Acragas, quando lo stesso club militava in Lega Pro. Ed ancora il tecnico originario di Cave Tirreni ha allenato i biancazzurri nella stagione 2010-2011 in eccellenza. Per quanto riguarda lo zoccolo duro dei calciatori più esperti, vedi Gambino, Licata e Biondo, ed alcuni già contattati e sui quali vige il più stretto riservo, si attende l'arrivo in città della presidente Sonia Giordana. Secondo i ben informati, il DS Ernesto Russello e il tecnico Francesco Di Gaetano hanno una lista di nomi molto interessante da sottoporre all'attenzione della nuova patron biancazzurra. Si sussurrano i nomi di alcuni calciatori di provenienza dal Palazzolo. Si tratterebbe del portiere classe 90 Virgilio Vitale, del regista avanzato Giuseppe Grasso, classe 92, e dei centrocampisti Andrea D'Amico dell'89 e dell'argentino Pablo Pigliuca dell'88.